invece, che è qua presente, rappresenta il settore industriale. Benché diciamo che si sia anche lui occupato di edifici, cioè un settore industriale che ha avuto un'attenzione particolare per l'azione del vento sostanzialmente su edifici a torre. E se è tutto a posto, no, non è tutto a posto, perciò sostanzialmente lui si interessa di modellazione nel suo lavoro di tesi. Prego. Allora, intanto cerco la presentazione, dopo... E allora continuo a parlare io per il momento, mentre lui cerca la presentazione, Eccola perché qua. Trovata. però non era una Comunque, cosa molto difficile. Vero? più che modellazione, diciamo che l'ambito riguarda l'automotive, quindi componenti che possono essere inseriti all'interno di automobili e nello specifico veicoli elettrici, quindi seguendo anche capitolati di note aziende automobilistiche, è stato creato un prodotto che andasse a soddisfare questi requisiti ed essere inserito appunto nell'ottica di veicoli elettrici, quindi diciamo che attuale come tematica di sicuro, dato le discussioni a livello europeo. Partirei con la presentazione. Lei ha perfettamente ragione, ero io che avevo letto quella sotto. Nessun problema, assolutamente. Nessun problema. Buongiorno a tutti, io sono Massimiliano Molin e mi sono laureato in Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto, che ricade all'interno della macro area di Ingegneria Meccanica. Infatti è una LM33. Okay. Mi sono appunto quest'oggi cercherò di dare una chiave di lettura leggermente diversa e dal punto di vista un pochino più globale su quello che è il progetto di tesi che è stato sviluppato. Infatti il titolo della mia tesi era Applicazione della tecnologia PDT allo stampaggio di leghe di alluminio per settore automotive. Questo progetto è stato frutto della sinergia tra l'Università di Padova, dove sono stato guidato dal professor Franco Bonollo, e Slim Fusina Rolling, attualmente sotto il nome di Nike, del gruppo Nike, dove invece ero sotto la guida dell'ingegnere Marzia Zanesco. Questo progetto, appunto, cercherò di leggervelo con l'occhio dell'innovazione che è stata introdotta in azienda e con le possibili vantaggi a livello di sostenibilità che si possono avere in futuro quando magari la tecnologia sarà assodata, consolidata e pienamente sul mercato. Per arrivare appunto a trattare dell'innovazione che viene introdotta con questo progetto, prima sarà necessario passare a vedere qual è il contesto aziendale in cui è stato sviluppato il progetto, perché è stato sviluppato durante il tirocinio in azienda, quindi c'è stata questa opportunità di sviluppare un nuovo prodotto e quindi assolutamente in linea con il percorso di studi accademico. Da qua, per finire, vedremo anche quelle che possono essere appunto le implicazioni a livello di sostenibilità per un progetto del genere. Slim Fusina Rolling, vi ho detto adesso è sotto il nome di Nike e nasce nel 1964 come estensione di lavorazione leghe leggere, quindi una realtà storica del territorio veneziano. Principalmente si hanno avuto vari avvicendamenti a livello proprietario dello stabilimento, tra i quali c'è stata anche Alcoa e l'attuale appunto Nike. Perché ho nominato Alcoa? Perché nel 2010 Alcoa ha deciso di mettere la produzione da elettrolisi di alluminio primario, in quanto i costi dell'energia non rendevano più economicamente vantaggioso tale produzione, per cui
durante questi vari avvicendamenti proprietari c'è stata questa chiusura della produzione di alluminio primario, mentre è rimasta la fonderia di alluminio secondario, quindi si parla di riciclo e acquisto di piastre con determinate leghe di alluminio. Oltre a questo, appunto, le piastre che vengono prodotte dalla fonderia vengono trasformate dal laminatoio e quindi vengono prodotti i nastri, lamiere, nastri che potete vedere nella foto in basso. E i principali mercati serviti da questi semilavorati sono ad esempio l'ambito navale, e quindi traghetti, yacht o comunque imbarcazioni di lusso e di una certa dimensione. Diciamo che se andiamo sulle navi da crociera magari siamo più sulle lamiere di acciaio, mentre una taglia inferiore e superiore alle normali barche in resina vengono utilizzate appunto le lamiere in alluminio, come potete vedere nella foto in alto a destra. Oltre all'ambito navale c'è l'ambito di trasporto su gomma, per cui si parla di tippers e cisterne. I tippers sono quelli che vedete nella foto in alto e quindi questi sono i principali settori in cui si vanno a collocare questi prodotti. L'ambito relativo all'automobilismo è una quota veramente marginale nel mercato aziendale, per cui c'era un pochino questa volontà da parte dell'azienda di entrare in questo mercato in maniera prepotente, diciamo, per cui da qua nasce l'esigenza di sviluppare questo progetto di tesi. Appunto, se andiamo a vedere la storia dello stabilimento di Fusina, abbiamo detto che ci sono stati anche vari progetti di collaborazione con l'università. Questo incentrato soprattutto nell'ambito di fonderia e quindi ricerca di nuove leghe di alluminio per andare a ottimizzare le caratteristiche stesse del materiale, così come ricerca incentrata sui trattamenti termici che si potevano applicare in una fase successiva alla lavorazione di laminazione a freddo. Oltre a questo sono sempre stati portati avanti dei progetti relativi alla logistica, quindi magari gestione dei pallet in azienda, dato che venivano prodotte lamiere anche di 12 metri, ovviamente non era pensabile avere a disposizione una quantità infinita di pallet da 12 metri, per cui era necessario gestire progetti anche di rotazione di questi pallet, ma anche di applicazione della metodologia Lean per ridurre gli scarti di produzione. Questo progetto invece si propone di trovare una tecnologia differente rispetto a quella che generalmente porta al mill finish, che è la foto sulla sinistra, quindi si ha una superficie che è caratterizzata da una serie di creste in parallelo praticamente, e si vuole appunto andare a introdurre una lamiera con superficie PDT. Non entro troppo nei dettagli, il PDT perché è coperta da l'azienda che sviluppa la tecnologia ha chiesto di tenere un certo riservo per l'ambito più tecnologico. Comunque per farla breve, praticamente vengono sviluppate una serie di creste concentriche praticamente, di forma sferica praticamente, e in contrapposizione appunto alle creste che abbiamo visto in parallelo sul mill finish. Questo perché? Perché si vuole far aderire al materiale una cera per favorire le lavorazioni successive. Quindi durante tutto questo studio si è cercata la soluzione migliore per questi crateri, picchi, per fare aderire appunto la cera e migliorare le lavorazioni nelle fasi successive. E quindi si parla di imbutitura e punzonatura, per esempio. Quindi il progetto ha visto per prima cosa la definizione di quelle che dovevano essere le caratteristiche del materiale finale, quindi delle lamiere, picchi, la dimensione dei crateri, eccetera, eccetera, e questo seguendo i capitolati appunto forniti dai principali costruttori di automobili a livello europeo.
quindi su indicazione appunto e richiesta dell'industria automotive sono state sviluppate le caratteristiche che doveva avere la lamiera. Di conseguenza sono state definite le caratteristiche che dovevano avere i cilindri di laminazione a freddo, che dovevano appunto andare a lavorare il materiale e conferirgli queste caratteristiche. Per ottenere queste caratteristiche è stato necessario definire anche i parametri di laminazione a freddo, perché ovviamente è necessario garantire un minimo di vita utile dei cilindri, ma allo stesso tempo ottenere una superficie congrua con le richieste del capitolato. E infine sono stati delineati i parametri di lubrificazione, dove lubrificazione in questo caso intendiamo la nebulizzazione della cera e l'applicazione al materiale. Ecco. Come potete vedere appunto con l'obiettivo di migliorare le lavorazioni successive, il confronto tra mill finish e PDT con l'applicazione della cera, ovviamente l'obiettivo è raggiunto. Se vogliamo andare a vedere quelle che possono essere le innovazioni introdotte da questo progetto, dobbiamo pensare appunto che prima di questo progetto di tesi, le tesi all'interno dell'azienda si incentravano principalmente sulla fonderia o comunque a livello logistico. Quindi una prima innovazione di sicuro è il fatto che questo progetto si propone di introdurre un nuovo prodotto nel portfolio dell'azienda attraverso modifiche nel processo di laminazione a freddo. Quindi già questa è una prima innovazione. Dopodiché l'inevitabile innovazione ricercata era quella di andare a popolare praticamente e rendere più importante la quota di mercato relativa all'automotive. Quindi questa qua è la seconda innovazione, nonché la più importante. Per concludere ho portato un prospetto di quelle che potrebbero essere le evoluzioni del progetto con respiro sulla sostenibilità, in particolare appunto se andiamo a vedere a livello ambientale, utilizzando un componente in alluminio magari per sostituire delle lamiere di acciaio o comunque dei componenti assemblati, si ha una riduzione dei pesi. In questo modo della massa, scusate, e in questo modo si possono, in ottica di veicoli elettrici, ridurre i consumi dei veicoli, esatto, e quindi rendere magari il veicolo più autonomo, quindi avere maggior chilometri a disposizione con la stessa batteria. Allo stesso modo, se si pensa di andare a sostituire un componente assemblato, magari rivettato oppure incollato, saldato, eccetera, eccetera, con componenti diversi, in questo modo è agevolato il riciclo, perché a fine vita il prodotto può essere destinato direttamente alla fonderia e quindi essere rigenerato praticamente. Basti pensare che la cera, non ci sono grossi problemi a riguardo, perché la cera che viene applicata ha un flash point di 175 gradi centigradi, quindi con i forni di fusione la cera si evapora tranquillamente, quindi non ci sono problemi. Dopodiché c'è un ambito sociale che si può valutare, perché forse tutti conosceranno la storia di Fusina, ma è stata abbastanza sofferta, soprattutto nell'ultimo periodo, con i costi dell'energia sempre maggiori, non ha avuto giorni facili, per cui con questo progetto si potrebbe avere tendenzialmente un rilancio di questa realtà industriale storica, che sarebbe veramente un peccato perdere per il territorio veneziano, così come incentivare le collaborazioni con le università per portare avanti altri progetti simili, magari riguardo sempre a quest'ambito, perché ad esempio sarà necessario avere una programmazione per la rotazione dei cilindri, perché ovviamente avendo una finitura superficiale particolare sarà necessario definire ogni quanto tempo andare a cambiare questi cilindri. E allo stesso tempo anche aumentare le partnership con altre aziende del territorio, perché alcune lavorazioni non è possibile farle all'interno dello stabilimento di Fusina, per cui si va a incrementare appunto il rapporto con altre aziende del territorio. E in ultimo, dato che
a livello di sostenibilità ci sono principalmente 3 componenti e quella economica è quella fondamentale, perché per essere sostenibile deve essere economicamente sostenibile. Appunto si pensa che introducendo un prodotto nel settore automotive e acquistando delle quote di mercato in quell'ambito si possa trarre un beneficio anche a livello economico. Per cui io ho concluso e se avete dei dubbi rimango a disposizione. Complimenti Molin. Non ho capito bene, ma guardi, non vorrei usare termini impropri perché io sono un rozzo ingegnere civile, di conseguenza mi manca qualcosa, ma lei parla di questa tecnica PDT, all'inizio diceva, questa è completamente diversa da avere l'altra tecnica che fa le righe, sostanzialmente non mi ricordo come si chiama sinceramente. Mill finish. Mill finish, perfetto. E questo l'ha detto nell'applicazione della cera. Ma perché la cera va applicata in certi strati, perché la cera va applicata in una certa quantità, perché questo ha un costo, perché... Allora, aspetti, okay, faccio anche quell'altra. Seconda cosa, lei l'ha fatto per il settore dell'automotive e tutto ciò, ovvero sia lei si è mosso in questa direzione. I vantaggi che ha la tecnica PDT si possono applicare anche ad altri utilizzi, ad esempio ci sono utilizzi nell'ambito civile, nel mio campo, quello delle opere idrauliche, ad esempio costruzioni metalliche in alluminio, certe volte sono molto interessanti, anche in ambienti aggressivi, cioè ci sono grossi vantaggi che si possono avere. Diciamo non sono così diffusi, ovviamente probabilmente l'azienda non ha grossi interessi nel sviluppare questo tipo di attività perché è un campo di nicchia, però ci sono degli aspetti molto interessanti che possono essere. Allora, rispondo prima alla prima domanda. Allora, la superficie mill finish si ottiene con i normali cilindri di laminazione e cozza con l'applicazione della cera in quanto queste creste, vado alla slide che è così, queste creste parallele non favoriscono il fatto che la cera rimanga sul materiale, ma il fatto che siano parallele ne favoriscono esattamente. Mentre formando dei crateri è come se si andasse a inglobare la cera all'interno di questi crateri. Per questo è necessario appunto sviluppare questa nuova tecnologia che si va a contrapporre con quello che è l'EDT. Sarebbe un competitor, diciamo, sviluppato da questa azienda di Milano, infatti starebbe per Pomini Digital Texturing, che va appunto in contrapposizione con l'EDT che ha varie problematiche tra le quali non è possibile controllare la dimensione dei crateri in modo così puntuale come invece con questa tecnologia. Questo perché? Perché da capitolato sono richieste delle dimensioni precise dei crateri, per cui a livello di EDT si rischiava di uscire dalle richieste del capitolato, per cui è stata adottata questa tecnologia. Per la seconda domanda le rispondo che l'azienda aveva questa idea di introdurre, aumentare la quota di mercato nell'ambito automotive, ma non è mai stato il core business dell'azienda, per cui l'ambito relativo alle costruzioni assolutamente può tornare utile anche all'azienda per incrementare il proprio mercato, appunto. Quindi sotto questo punto di vista non sono stati fatti studi approfonditi perché appunto il progetto era incentrato con richieste dell'automotive, però non ci sono problemi, cioè la tecnologia è stata sviluppata, dopo l'utilizzo ne sta all'azienda decidere che utilizzo farne. Ovviamente aumentando la produzione, come dicevo prima, sarà necessario valutare ogni quanto sostituire i cilindri, mandarli in lavorazione esterna, eccetera, eccetera, che hanno dei costi, è necessario fare delle valutazioni, per cui dicevo altri progetti di tesi potrebbero essere relativi a quest'ambito. La ringrazio. E mi scuso.